Buonasera a tutti ragazzi, tra non molto ritornerà finalmente l'ora solare e quindi automaticamente ragazzi dormiremo un'ora in più, quindi già per i più pigri questa è una buona notizia, quindi in effetti si andrà un'ora indietro, quindi se saranno le 8 saranno le 7, quindi si dormirà finalmente un'ora in più, quindi ci rilasseremo. Diciamo la mente ti fa pensare che tu dormirai un'ora in più, anche se è vero purtroppo, quindi diciamo che forse questa è l'ultima volta che cambierà, perché rimarrà l'ora questa qui ragazzi, quindi vogliono rimanere l'ora sola, non vogliono cambiarla più e vogliono che rimanga questa qui, cioè in effetti l'ora solare. Quindi secondo noi, anzi secondo giustamente chi è di potere, questa è l'ultima volta che si cambieranno gli orologi. Stavolta dovremo andare un'ora indietro, esattamente questo qua tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Sì, però ottobre, non adesso, quindi ancora un po' presto. Quindi stavano pensando di non attuare l'ora solare. Ciao Sofia, ciao Alessandro, ciao Valeria. Però poi l'hanno fatta, quindi in effetti a ottobre, il 26, tra sabato e 27, domenica, si andrà indietro di un'ora, dalle 3 alle 2. Quindi guadagneremo un'ora di sonno, però perderemo un'ora di luce al pomeriggio, però la guadagneremo la mattina, ragazzi. Quindi al finale la parte la perdi e una parte la recuperi, perché in effetti è vero che farà presto notte. Sì, sì, va bene, sto quasi 70-80% bene. Però la mattina è vero che farà più presto giorno, quindi in effetti la sera andrà prima, però la mattina sarà più presto giorno, quindi è sempre quello. Non cambierà nulla al finale, però stavolta non vogliono cambiarla più, cioè significa che quando sarà maggio, a maggio non la sposteranno più in effetti. Dicono che rimarrà l'ora solare perché è quella là giusta e non vogliono cambiarla. Quindi in effetti se in estate alle 9 è ancora giorno, l'estate prossima massimo 8, 8 e 10 già sarà notte in effetti. Adesso fra un po' di tempo, diciamo fra un mesetto, diciamo che alle 5 sarà già notte in effetti, ma che metteranno l'ora indietro di un'ora e le giornate si accorciano, quindi no, perlomeno qua in Campania verso le 5, 5 e un quarto è già notte in effetti, quindi se rimane l'ora solare, eh sì, in effetti le 8, 8 e 5 è ancora giorno quando sarà estate, quindi non cambierà di molto, però forse ne guadagnano di energia, di cose, non lo so, perché non la vogliono. Tutti i paesi hanno detto che vogliono. Eh sì, e ci voleva, vale, è ritornata sì. E mica potevo stare sempre con la febbre. Quindi in effetti ragazzi sarà l'ultima volta che cambieremo orario, poi la prossima volta rimarrà secondo me così, perché tutti i paesi europei hanno deciso di rimanere l'ora solare. Quindi credo che pure l'Italia, a meno che non facciano qualche colpo di testa, credo che anche loro accetteranno questa cosa della comunità europea di rimanere l'ora solare, perlomeno credo ragazzi. Quindi di certo non sto mese, il mese prossimo scatterà l'ora solare, quindi per l'ultima volta, quindi speriamo bene. Qui ancora ragazzi ci sta, no ci sta, ma non ci sta più su, fa caldo ancora, grazie Valeria, buona serata Lucia pure a te. Quindi di pioggia ragazzi qua proprio zero, proprio a noi a sud c'è schifata proprio la pioggia, proprio perlomeno a Salerno, boh. Sto in Africa più o meno io, non lo so, forse si è spostata la terra o non lo so, qua stiamo proprio in Africa. Oramai mi sento quasi siciliano perché in Sicilia di solito è così,
ho parenti in Sicilia, quindi so che lì veramente quasi tutto l'anno fa caldo. Puoi andare pure a dicembre che... Ciao Letizia, e poi con i nomi non è che mi imbroglio. Caino e Abele si chiama Valeria, poi Nicola Maria, quindi è un casino un po'. Quindi ragazzi diciamo che qua... No, no, puoi andare ancora. Allora, Caino e Abele si chiama Valeria, Nicola Maria si chiama cosa? Sì, 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 qua si può andare ancora a mare tranquillamente proprio, guarda. Ma difatti stanno andando ancora parecchie persone che hanno le cabine, stanno andando. Mio fratello è andato ieri, ad esempio, domenica, stavano belli tranquilli, senza turisti, che loro hanno affittato la cabina qui a Salerno e stavano proprio tranquilli, cioè la gente del posto, chi aveva ancora la cabina, i turisti se ne sono già tutti andati, quindi il mare è più pulito, la spiaggia è tranquilla, quindi i bagni sereni. Vabbè, io faccio Caina, Bele, Valeria e poi un casino. Comunque, Caina, Bele e Valeria vanno bene, mi ricordo al finale. No, ci manca ancora, ci manca ancora. Il 27 di ottobre, tra sabato e domenica, quindi è ancora presto. Solo la novità che l'ultima volta che l'ora legale, l'ora solare, mo- ora solare, l'ora legale è quando a maggio, ora solare. In effetti, vabbè, vabbè, comunque se mi dimentico ti chiamo Caino, se mi chiamo bene, se mi ricordo ti chiamo Valerio. Se mi maggiore ricordo al finale mi ricordo. Quindi sarà l'ultima volta che starà in vigore questa qui, quindi dall'anno prossimo poi non si cambierà più. Quindi diciamo che spero che io spero che viene a piovere ragazzi, la verità. Poi dell'ora che arriva fra un po', la verità, tanto mo o fra un poco l'ho fatto perché mi sono ricordato dell'ora solare, poi che era l'ultima volta che cambiavano orario e poi non lo fanno più e quindi perciò ho fatto il video. Quindi diciamo che io spero che venga a piovere qua, perlomeno ragazzi da parte mia. Poi gli altri se vogliono andare a mare se ne vanno a Cuba, se ne vanno a che ne so, ai Caraibi, anzi ai Caraibi no, non conviene perché ci stanno gli uragani, quindi dall'altra parte nemmeno si può andare. Guarda, la vacanza che non fare mai, secondo me è proprio questa qua. Caraibi, tutte queste parti dove fanno... L'ho fatto stamattina, quello lì, sì. L'ho fatto, quello 4,2 in Calabria, le coste calabrese, sì, sì. Però non c'è stato nulla di che, in effetti hanno fermato solo i treni per vedere se ci stavano danni alle rotaie, ma nulla di più. Poi qualcuno l'ha sentito leggermente nella provincia di Cosenza, ma poi nulla di più, diciamo, di questo. Quindi è stato tutto tranquillo. Nulla, grazie. Succede che il 27 ottobre cambiano l'orario, andiamo un'ora indietro e quindi dormi un'ora in più. No, novità no, ragazzi. Diciamo che in queste ore, ragazzi, sopra di noi ci dovrebbe stare Cosenza, no, provincia di Cosenza è stata sentita. Sì, hanno detto provincia di Cosenza. Cosenza proprio centro, no. No, qua l'ultimo video questo, no. È ancora presto, dai. Quindi è ancora presto. Chiudo su. Vedete, 20 e 37 è presto ancora ragazzi. Pensavo che ora era. No, almeno altri due li farò sicuramente. Vabbè ragazzi, sincronizzate gli orologi per il 27. Quindi ci manca più di un mese a voglia. E ci sentiamo dopo ragazzi, cerchiamo di trovare qualche cosa interessante. Speriamo che non trovo terremoto o qualche altra cosa così, una cosa più sfiziosa, qualche buona notizia, anche se non ci credo tanto. No, che cuciti no, perché a finale la verità sto ancora un po' acciaccato, quindi non voglio mettermi ai fornelli in effetti. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video, ciao.